Il presidente Zaia lancia la proposta di partire con aperture sperimentali prima del 3 maggio, ribadendo la necessità che lo si faccia in totale sicurezza. Il governo dice, secondo pareri scientifici che io non vado ad opinare, che dal 3 maggio si apre tutto. Allora, primo, continuo a dirvi che se non liberalizzano la commercializzazione delle mascherine, è inutile dire alle aziende di aprire quando nei piani per la riapertura ci vogliono le mascherine, perché non le trovano e non possiamo mettere in sicurezza i lavoratori, che è una roba gravissima. Quindi io auspico che si decidano di ritirare l'ordinanza che prevede la confisca delle mascherine. Dal punto di vista scientifico prendiamo atto che noi non siamo in lockdown, il lockdown è un'altra roba. Prendiamo atto che le curve sono ancora buone, io poi non vi so dire se ci sarà una recrudescenza. Però alla luce di questo chiedo anche, ma perché non si dà la possibilità di partire in maniera sperimentale prima del 3 maggio, già con un pacchetto di aziende, fra virgolette, virtuose che si mettono a disposizione per testare anche un modello di chiusura, diciamo di interruzione del lockdown seria. Darci questa possibilità come ragioni è quello che noi chiediamo. Fateci identificare un pacchetto di imprese e almeno iniziamo ad avvicinarsi al 3 maggio anche sperimentando delle modalità. Zaia ha voluto poi rendere noti i numeri sulla situazione dei dipendenti del settore sanitario. Il 65,4% è stato sottoposto a tampone. Su 9.787 medici, 6.400 hanno fatto il tampone. Quanti sono i positivi? 127, cioè sono l'1,3%. E a volta di lunedì e martedì vi diamo il dato definitivo sul 100% dei tamponi. Poi abbiamo gli infermieri, 66% di tamponi, sono 1,69, che in numero assoluto per cento. In numero assoluto 413 persone su 24.420 infermieri però. All'indomani della protesta con conseguenti multe davanti all'ospedale di Schiavonia, il presidente commenta. C'è dubbio che Schiavonia resti chiuso alla popolazione? No. L'ho sempre detto, c'è qualcuno di voi che ha sentito dire il contrario? Ho sempre detto anche cosa, sarà questione di qualche mese. Se ringrazi Dio che questa amministrazione ha avuto il coraggio di fare delle scelte controcorrente, di dedicare degli ospedali ad essere, istituire dei Covid center, no? Schiavonia, ma non c'è solo Schiavonia, c'è Sant'Orso che può dire la sua giustamente, c'è Vittorio Veneto. E per fare questa scelta perché? Perché questo ci ha permesso di curare mediamente 9.000 persone al giorno non coronavirus. Cioè, noi abbiamo fatto una scelta di campo e siamo riusciti a venirne fuori, ne stiamo venendo fuori, toccando ferro assolutamente in maniera positiva rispetto ai trend e alle proiezioni che avevamo. Punto. Allora, se poi qualcuno protesta perché vuol chiedere di più di quello che aveva prima è un'altra roba. Gli ospedali tornano più belli di prima. Punto.